4 ore di sciopero dalle 9 alle 13 di sabato 22 luglio, indetto dall'USB, l'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, categoria professionale il cui contratto attende un rinnovo da quasi 10 anni. Ma il problema numero uno è la carenza di organico, che per un lavoro impegnativo ed usurante come quello del pompiere significa impossibilità di coprire adeguatamente il territorio, sia in casi di ordinaria amministrazione, chiamiamola così, ma soprattutto nelle emergenze, come è successo per esempio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, da dove è partita una decina di uomini per l'emergenza incendi in Sicilia. Noi come organizzazione sindacale reclamiamo il fatto che con l'apertura del distaccamento di Abano Terme negli anni non si è provveduto a coprire con ulteriori risorse umane l'operatività di tutto quanto il comando provinciale. Servono in effetti 40 unità per coprire e per servire la cittadinanza nel migliore dei modi. Reclamiamo il fatto che principalmente siamo da 9 anni col contratto scaduto e quindi uno stipendio dignitoso rapportato anche ai rischi che corriamo. Chiediamo la copertura INAIL, noi non siamo coperti in caso di infortuni con una copertura assicurativa INAIL. Abbiamo degli automezzi che ormai hanno superato la ventina d'anni di utilizzo. Negli ultimi 10 anni sono stati acquistati 3 soli automezzi a coprire dei mezzi che ormai avevano 40 anni. Chiediamo comunque di lavorare in sicurezza con attrezzature idonee, personale a sufficienza, perché molte volte succede che prestiamo soccorso sotto i numeri minimi stabiliti, sotto le 5 unità operative, e questo pregiudica la buona riuscita degli interventi oltre che la sicurezza stessa degli operatori. Straordinaria l'adesione allo sciopero al Comando Provinciale di Padova, dove si è registrato un 97% di operatori astenutisi dal lavoro. Abbiamo avuto un tentativo di conciliazione la settimana scorsa con il prefetto di Padova insieme al comandante reggente del comando di Padova, i quali hanno provveduto a segnalare il tutto al Dipartimento, ma non è sufficiente perché serve un intervento più concreto anche dalla politica e soprattutto dalla politica locale e poi a scalare anche dalla politica nazionale. C'è stato un riordino delle carriere contestato dalla nostra organizzazione sindacale nel 2014, un riordino che ha visto, oltre a tagli dal personale, ha visto anche premiare economicamente i dirigenti a svantaggio degli operatori del soccorso.